Complimenti davvero, collaborate alla diffusione di una tessera discriminatoria in un luogo come il vostro non verrei mai, io come altre persone che non accettano alcun tipo di discriminata e distinzione, proprio come affermato dalla nostra Costituzione. È solo uno dei diversi commenti che si leggono sulle pagine social di questo salone di bellezza di Ponzano. Reazioni ad un post pubblicato dalla titolare qualche giorno fa per ricordare ai propri clienti quello che accadrà dal prossimo giovedì, l'obbligo cioè di esibire il Green Pass all'ingresso, qui come nel resto d'Italia. Un semplice promemoria, insomma, in grado però di far ribollire l'animo e la tastiera dei contrari, seguendo un copione già visto. Vantati pure che ci vuole lasciapassare per venire nel tuo salone. Brave, fate tutte così che ci riduciamo in dittatura, si legge qui. Altri commentano copia incollando vecchi post dei propri guru di riferimento, come questo che ripropone ancora una volta l'assurdo accostamento fra leggi razziali e Green Pass. Secondo noi è un insulto, anche se loro esplicitamente non ci insultano, come dicono nelle risposte successive, però noi quello dobbiamo far rispettare e se questo è quello che dobbiamo fare, noi seguiamo questa linea, insomma, cerchiamo di non andare contro le leggi, anche perché dobbiamo comunque lavorare tutti. Quello dei Green Pass glielo chiedo giusto per, da quello controlliamo quando arriva. Sapeva già che dovrà esibire il Green Pass non appena entra all'interno del salone e ha detto sapevo già e di conseguenza nessunissimo problema. Barbieri, parrucchiere, estetiste, professioni duramente colpite nei primi lockdown, ma da diversi mesi ormai abituate a seguire rigide regole igieniche pur di poter restare aperti. Per loro il Green Pass è una fatica in più, ma tutto sommato gestibile. Le persone suonano prima di entrare, le accogliamo, togliamo i cappotti, imbustiamo le borse, nel frattempo che imbustiamo le borse controlliamo il Green Pass. Incassate le critiche e rimbalzati gli insulti, si guarda avanti. Noi andiamo avanti per la nostra strada e chi vuole ben accetto, chi non vuole ci sono altri modi per poter essere belli.